Un vulcano silente, ma esplosivo, estremamente pericoloso. È il profilo che si sta delineando di Zlatan Vasiljevic, il killer che improvvisamente è scoppiato con cinica violenza, annientando la vita delle sue ex compagne, l'ex moglie Lidia e l'ex fidanzata Gabriela Serrano. Che fosse pericoloso Zlatan lo si sapeva da tempo. La Procura di Vicenza riferisce che dal 4 aprile del 2019 al 2 febbraio del 2021 per circa 2 anni era stato continuamente sottoposto a misure cautelari. Il 2 luglio del 2020 era stato condannato a 1 anno e 10 mesi in primo grado per maltrattamenti e lesioni gravi e il giudice dell'udienza preliminare di Vicenza non aveva concesso la sospensione condizionale della pena, sostenendo che l'uomo, oltre all'abuso di alcol e alla protrazione dei maltrattamenti nei confronti di Lidia, aveva un sostrato culturale arretrato basato su una concezione del rapporto uomo-donna di tipo padronale e dominante, che nemmeno l'avvio del procedimento penale aveva scardinato e ridimensionato. La relazione del servizio dipendenze dell'Ulsotto di Vicenza al termine di un periodo di trattamento terapeutico e rieducativo presso un'associazione aveva dato una valutazione finale positiva e il futuro killer, in secondo grado presso la Corte d'Appello di Venezia, aveva goduto di uno sconto di pena e della sospensione condizionale. Oggi, dopo la tragedia, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, avrebbe chiesto ai suoi ispettori di avviare approfondimenti. Il primo passo dell'ispettorato, una volta aperto il fascicolo, a quanto risulta, sarà chiedere una relazione ai vertici degli uffici giudiziari. La procura fa sapere che l'ultima denuncia presentata dall'ex moglie Lidia risalirebbe al 19 marzo del 2019 e, dopo la sentenza d'appello, non sono più pervenute notizie di reato. Il dato concreto a disposizione delle autorità è che dal febbraio dello scorso anno, data in cui era stata emessa la sentenza d'appello che ne disponeva la liberazione condizionale, non sono più pervenute all'autorità denunce di ulteriori comportamenti illeciti da parte del soggetto. Ma Zlatan Vasiljevic era un vulcano pronto ad esplodere all'improvviso, come poi, nei fatti, è avvenuto. Adesso le indagini procedono per ricostruire non il perché di una tragedia che non ha logica, ma il come, la dinamica che ha portato alla mattanza. Sicuramente lo scopo è appunto quello di ricostruire tutta la vicenda nella sua dinamica e nella sua cronologia. Al vaglio degli investigatori anche una lettera anonima di avvertimento a Lidia, trovata nella cassetta della nuova abitazione che lei e il nuovo compagno stavano acquistando a Vicenza 3 giorni prima del duplice omicidio. Il testo sarebbe stato scritto in una calligrafia quasi incomprensibile e avrebbe contenuto un avvertimento a Lidia di non andare in giro, firmato una tua amica. Adesso gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di videosorveglianza della zona dove Lidia è stata trovata morta. Ritengo che questo sia uno degli aspetti tecnici e investigativi che gli inquirenti stanno prendendo in esame.